Buongiorno a tutti, ben ritrovati al nuovo appuntamento delle pillole del diritto della Scuola del Popolo. Oggi parleremo dell'usucapione ordinaria dei beni immobili come terreni, case, eccetera, dell'usucapione breve, usucapione nel condominio e nella comunione. La disciplina giuridica dell'usucapione è contenuta nell'articolo 1158 e seguenti del Codice Civile. L'articolo 1158 recita: la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per 20 anni. La disposizione si occupa dell'usucapione ordinaria dei beni immobili. Requisito essenziale è il possesso continuato per 20 anni e non serve un possesso pacifico di buona fede per tutto il periodo. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario attraverso il quale si può chiedere al giudice di essere dichiarati proprietari di un bene altrui dimostrando di averlo posseduto per molto tempo. L'usucapione non si forma attraverso la semplice detenzione o l'utilizzo del bene, ma con un comportamento che esclusivamente il proprietario sarebbe legittimato a compiere, ad esempio il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, la demolizione, la ristrutturazione. Un simile comportamento deve avvenire in modo trasparente, in modo che il legittimo titolare, se dovesse essere necessario, si possa opporre e reclamare la restituzione del suo bene. Quindi ci deve anche essere un comportamento di indifferenza, disinteresse del proprietario. Quando si ha l'usucapione, quindi, il possessore deve utilizzare il bene altrui come se fosse di sua proprietà, esercitando i poteri tipici del proprietario, ad esempio coltivando un terreno, piantando alberi, costruendo recinzioni, trasformando un appartamento in un ufficio. Il possesso non deve essere stato acquistato con violenza, non si forma l'usucapione per chi sottrae con la forza la casa al legittimo proprietario, forzando la serratura o con altri metodi illeciti e neanche in modo clandestino. L'usucapione non si forma se una persona di nascosto ogni notte si reca a dormire in casa altrui. Un'altra prerogativa è che il possesso deve essere continuativo e l'interessato dovrà provare la data dal quale è iniziato. Altresì il proprietario si deve disinteressare del suo bene, non lo deve reclamare per 20 anni. A interrompere i termini dell'usucapione non basterebbe però una semplice lettera di diffida, ma serve o un atto di riconoscimento della proprietà altrui sottoscritto dal possessore, o la notifica allo stesso di un atto di citazione per la riconsegna del bene, anche se a seguito della notifica la causa non viene poi proseguita. Il possesso utile a usucapire non deve essere conseguenza della condiscendenza del proprietario dovuta all'amicizia o alla conoscenza. Se il possesso è stato acquisito con la tolleranza del titolare del bene, non si può avere usucapione. Anche nel condominio si possono usucapire le parti comuni a condizione che oltre ai requisiti necessari ne sia presente un altro, ovvero il possessore deve avere materialmente escluso gli altri condomini dallo stesso utilizzo del bene. Ad esempio, in relazione ad un parcheggio deve aver delimitato l'area con una catena o una sbarra, per il lastrico solare deve aver impedito agli altri l'accesso mettendo un lucchetto o un'altra serratura alla porta di accesso. La stessa cosa vale per i beni in comunione, come nel caso dei coeredi che abbiano ricevuto un terreno o una casa da dividere tra loro. Secondo la Cassazione, per usucapire i beni in comproprietà o in eredità è necessario escludere dal godimento del bene gli altri contitolari. In altri termini, il possessore deve utilizzare il bene in modo che nessun altro lo possa fare nell'arco dei 20 anni. Altresì per l'usucapione in materia ereditaria, interessante l'applicazione dell'articolo 1146 del Codice Civile che prevede al primo comma che il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Si parla in questo caso della cessione del possesso, in base al quale l'unione del possesso di un soggetto a quello del precedente possessore, che si chiama dante causa, che consente di usufruire il bene anche a chi lo possiede da meno di un ventennio, ma abbia continuato il possesso del suo dante causa per un ammontare complessivo di 20 anni. Quindi, se il padre defunto ha posseduto per 15 anni un terreno ed il figlio dopo la sua morte continua a possedere il bene secondo le modalità descritte per altri 5 anni, acquisirà l'immobile per usucapione. Invece, relativamente all'usucapione abbreviata, prevede l'articolo 1159 del Codice Civile
che si può avere un usucapione di 10 anni quando una persona acquista un immobile di proprietà altrui in forza di un contratto viziato e trascritto. In particolare, detto articolo recita: colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di 10 anni dalla data della trascrizione. Per oggi abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima volta, buona giornata.